Ultimo ridru de Campacui in Pedral bananta RCFM e oggi per quest'ultimo giorno abbiamo ridru un giovane di Ubaese, si chiama Francesco Lugiani. France Bleu, RCFM. Pedral io mo paese baderno, io benedic je da onda umo abu Lugiani, o Geppo Lugiani è sortito da casa di Avacaglia qui. E a morire con mo paese ha cominciato abbastanza tardi, ma anzi dirlo, abbiamo una legge familiare per l'occasione abbastanza diversa da vita con l'uomo, ma ha cominciato soprattutto con l'impresa a parte sia una ventina d'anni, 19-20 anni, perché chi mi hanno fatto entrare in una confraterna qui. Una confraterna che l'ha creato mio grosso cugino Jean Lugiani, e a parte sia qui ho cominciato a cullare, stacci, a investire in un paese. Dopo ho lavorato in Balagna, ho lavorato in Calvi 7 anni a Vasson d'Isola e faccio che mi sono installato qui. Mi sono impegnato prima da un punto di vista associativo e mi ho creato con i giovani, gente di una certa età, un associo che si chiama Juventus Pedral Binca. E qui ci manifestiamo in differenti occasioni della vita, occasioni festive, momenti qualunque. E poi soprattutto abbiamo messo in piazza, abbiamo organizzato una corsa, un trail che si chiama Pedral Binca e ci ha permesso di riacquistare appena la nostra identità montagnola. Abbiamo aperto i giassi, abbiamo pulito le fontane, abbiamo arrivato cabanottoli e oggi continuiamo a fare questa manifestazione, culiamo montagna, intratteniamo in modo regolare e ci campiamo. Ma sono stato eletto a noi equipa municipale e qui ci investiamo in tutti gli uomini del paese, che lo sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, tutti gli uomini sono una squadra abbastanza giovane e attiva e dinamica per poter assicurare bene questi programmi. Ma io sono nato in una famiglia di pastori, un uomo, ve l'assicuro, ha sbagliato, ha fatto gli studi, è diventato professore e io sono nato in una famiglia di veramente professori, ma piano piano a morire come paese ma ha rinforzato questo legame che abbiamo con l'animale, soprattutto con le pecore. Io ho un zio, sauveur in paese, che è sempre pastore, che campa in paese, e ma veramente ha aiutato da morire dei paesani. Ho fatto andare a aiutare il museo, a aiutare la montagna, a aiutare la piaggia, a sfidare le pecore. Veramente qualcosa che mi appassiona e che mi dà a cuore. Le montagne stanno ferme, ma la gente si tramuta. Non si sa dove muore per questa vita sconosciuta, ma la mente non si scorda mai da dove è venuta. Sotto la sera di denda, il canale è sottese, a data di mantenati, la più bella di prese, dove sta la Surana, Pedral Bomo Paese. Se fa con Santa Maria, sento spesso quella voce, che dice a ogni cristiano di farsi un segno di croce per proteggere la mia gente dalla sorta più feroce. Se all'is pensata a Bartu e mi triga di rientre, grazie a Dio so mi girgo, pare che io ega sempre e tanto la mia persona d'allegria si riempie. Anche se ogni parente si tramuta e piaggia, in cuore il paese come un tribo a mezzo all'aria, ci ferma la nostra fonte a casa di Avacaglia. E indice dall'entrata di punta alle sue colonne, quello che per costruirla ha portato tante somme, Lugiano nella sua casata, sapere il suo nome. Ed è così che si compie la nostra spaziata in Pedral, bar ringraziabi a tutte e a tutti di vostra fedeltà. Ci ritroviamo da qui a poco in un altro paese. A ringraziabi a tutti. France Bleu.